che non è con la viaria. Abbiamo trovato anche Marco qua al Floor Mart, a Fiera del Camper. Ragazzo, ok, abbiamo detto dovevamo vedere i Booster eccetera, però guarda questo Arca motorhome compatto così che mi ispira tantissimo. Io direi che andiamo a vedere prima questo qua. Sì, via. Prezzo al pubblico 2.799, me lo compro. Speciale promozione 6,99, lo compro subito. Doppio pavimento, dai. Sospensioni Alco, cazzo è un affare a 6,99. Certo. Compriamo? Andiamo a vedere. Allora, il garage è biciclabile, ok? Beh, il gradino è alto perché lascia perdere quello che hanno messo loro, quindi ma vabbè, per 699 euro te seri un occhio. I colori non mi piacciono, però per 699 euro chiudo un occhio. Il lavandino non ci sta neanche la pentola, però per 699 euro chiudo un occhio. Stivabilità pressoché nulla, io direi, però per 699 euro io chiudo un occhio. Bagnetto con doccia integrata, però per 699 euro io chiudo un occhio. Frigo largo praticamente una spanna, però per 699 euro io chiudo un occhio. Dai, fatta, dov'è che si compra qua? Non so cosa. Vabbè, per 699 euro chiudi un occhio. 99. Sì, ma speciale promozione, offerta fiera 6,99 se lo compriamo qua, risparmiamo 2100 euro. Fabio, sto qua a 699 euro, le fa schifo dentro, però per 699 euro compriamo. Dai che lo compra Fabio, Eccola là. Vediamo, dai. No, non lamentarti troppo che costa 699 euro. È trasversale così, dai. Ti va bene? Il problema è che detto qua ti riesci a far poco qua. Dici? Non è molto dinamico. Ho capito, però per 699 euro... Sì, beh, ma per 699 euro faccio una vacanza da qualche altra parte. Vabbè, però... Hai messo sospensioni Alco? Siete sicuro? Ed è scritto fuori? C'è arca, boia. Qua comunque le lunette, essendo un vano che mi... No, con le cerniere così a vista. Guarda cos'è, di latta. Vabbè, ma per 699 euro. Cazzo, ma per 699 euro posso manco comprarlo, Dio. Fai fatica a aprirli? Guarda i bottoncini, quelli che prendi su Amazon, quelli di China. Per 699 euro. Accontentarsi. Cosa dobbiamo dire? Sì, no, ma saremmo interessati, 699, tiriamo fuori a moneta. Interessati? Diciamo che scendiamo a questo compromesso, visto il basso prezzo. Proviamo e mettiamo quello che abbiamo a disposizione e vediamo cosa c'è. Esatto, monetina del ferro. Quello qua che ha perso 6,98. 6,99. Quanto hai tu, cazzo? Non 6,99 euro. Sono 6,99 e 699. 6,99 stiamo valutando di. Vabbè, ma è vera? No, altri sta roba qua. Ah, boh, perfetto. Gentilissimi, mi sento solo. Boom. Dai ragazzi, porta a parte sul tentato. Ti viene a toccare perché sei bicchieri. Questi di plastica. Sì, melamina? Vabbè, bottiglia. Dai, bottiglia severa però. Allora, forse non abbiamo trovato il furgonato di Ezio, ma abbiamo trovato l'Olli di Ezio, vedi? Il cane è simile a quello che è Ezio. No, l'altro, mi sembra l'ho già visto. Cos'è? Knaus, mi pare i nomi è Star Trappen. Sunti 650 mf, fa vedere. Ma è molto anche questo scuro, però ci hanno fatto questo gioco di effetto cioccolato che ti dirò è piacevole. Cioè vedi, a volte non è tanto il colore scuro, è proprio come gestisci l'ambiente, l'effetto finale. E questo è veramente bello, c'ha il suo perché, niente da dire. Ah, che peccato, doccia tutto in uno. Beh, a me fa impazzire i bagnetti, vedi, in legno che hanno tutti i suoi portapicci. Non è roba da poco, sai qua, gli spazzolini, il sapone, questo e quello, è bello. Cavolo, che stretto il water. Te che adesso come singano col cuetto piccenino. Che si può trombare con questo. Impressioni ragazzi? Lusso come sempre, lusso sì. Pro, contro? No, è lusso.
Metti ve lo regalano. Se mi regali. Vedete, sono felice perché, sono triste perché. Se mi regali, se non so dove metterlo. Lungo. È lungo? Quanto lungo è questo? 7 metri. Ah, Beh, oddio. non sembrava. Guarda il bagnino profondo che ha. Però tondo qua non che sta una mazza. No, non c'entra. Stai una bacinetta a caviale. No, le pentole che ho io non c'entrano, ad esempio, su questo. La terrina. Sti casca terrina per quanto, capito? Si fa da effetto. E poi anche qua, guarda che cagata che continuano a fare veramente, bisogna tirare le orecchie. Il fornello attaccato a qua e attaccato qua, cioè qua ci metti solo un pentolino, cioè non ti sta la pentola, hai capito? Se lo mettevano un po' più centrale, magari questo un po' più indietro, gli attacchi qua più indietro, ti ci stavano tranquillamente magari 2 pentolazze, una qua e una qua, hai capito? Dai, Due fuochi larghi che 3 fuochi. ma sì, lo dice anche il proverbio. Infatti magari loro mettono una pentola grande e 2 pentolini in teoria. Sì, 2,50 in mezzo, vedi? 200 lì e 180 qua più piccola. Sì, qua ci può stare anche la padella, ma... Mano che sta, però vedi. Gente, io tocca saltare dentro il sì, letto. sì, sì. È quello che dicevamo prima, esatto. Avete camper mio questo? No? Sì. Ma è finitura? C'è la Uccio, no, si è già staccato! No, non ci credo. Anche sulla moneta è prima. Vabbè ragazzi. Oh. Noi guardiamo i fatti, cioè ogni volta... Sì, ma Sì, anche la portiera è vero. non è da registrare. Esatto. Anche le piste di plastica. Anche plastica. Magari costa 4,99 questo. Ah no, perché 4,99. Beh, ma trovo pure 6 piuttosto. Non so, qua? sì, beh, plastichetta proprio. Vabbè. Acceleratore. Vabbè, no, dai, come armadietto, capiente, sì. Anche sotto. Questa forma un po' strana, no? Forma trapezoidale. Non torna più. È meglio 4 non più. Hai già rotto anche quello. Se uno ci vive in un camper così e usarlo tutti i giorni ti dura 10 anni, lo butti via. Andiamo a vedere. Guarda che abbiamo trovato un altro, come vedete chiami mister? Stefano. E ora salutiamo anche a Stefano che sei qua in Padova Landia a Fiera. Ti ha visto qualcosa? Anche che sei un camper a 699 euro. Sì. Se tutti pieno di difetti, però sia a 6,99. Però basta metterlo a posto. Basta metterlo a posto. E adesso soddisfiamo questa curiosità di Singano di vedere l'evoluzione dei Bustner negli anni. Allora, questo qui è occupato, anche quello è occupato, probabilmente è il nome che ama. Aspettiamo che esca un po' la gente, ma anche la roulotte è occupata. Aspettiamo che esca un po' la gente e poi entriamo. Come i bambini, si è liberato, sono arrivati di corsa. Allora, questo è il Bustner, pensavo Bustner 2020 Special Edition, 58.000 pipi e rotti. Andiamo a vedere allora questi Bustner, che io mi ricordo avevano anche particolare attenzione nella disposizione degli spazi e degli oggetti, tipo vedi quelle mensoline, cioè tutti questi recuperi spazi, però in realtà mi sembra un camper normalissimo come tutti gli altri. Niente di che. Ragazzi, cosa dite? Linetti che diventa un letto. Sto guardando cos'ha. Abbastanza solido. Beh, il pannellino è una figata unica. Sì. Bello, guarda, bello. Qua vedi la batteria, qua vedi un'altra roba, qua spegni tutto. Qua vedi, attacchi la pompa dell'acqua, qua vedi il serbatoio delle acque in teoria ma non te lo fa vedere, e qua vedi di nuovo la batteria, cioè 2 volte vedi la batteria. Ah no, quella del motore e quella dei servizi. Già un po' meglio la doccia. Dai, mia madre. Non è male, come la doccia? Sì, doccia. Meglio. Ah sì. Anche se c'è il gradino, però magari uno si può anche. E qua cos'è sta roba? Puoi Scusa. andare in bagno. Si apre. Ah, bello. Bene, ti puoi anche sedere là. Esatto. È anche bello solido. Sì, bello solido. Sì, beh, guarda le porte che belle spesse che sono. Sono giusto il doppio di quelle degli altri camper. No, sì. E anche questo. Purtroppo tutti i lavandini li fanno veramente piccoli, ragazzi. Questo qua comunque recuperi spazio e poi notavo però che non ha l'accesso diretto al garage questo qua, vedi? Oh sì, come no? Sì. No, ma da dentro non l'avevo visto io. Sì. No, invece. Come no? Solo guarda roba. Ah. Ok. Guarda roba. Guarda la roba. Ah, non è l'accesso al garage, vabbè, ma è simpatico. Sì. Comunque un coso in più. Il letto, qua c'è il gradino.
Mi sembra bello comodino, con delle belle finestre, una lì e una lì, perfetto io direi. Però anche qua vedi, perché non mettete una finestra anche là? Dai ragazzi, non fare ste robe, mannaggia, cosa serve che lascia dritto? Metti una finestra e lo blocco qua, più grande. No? Ragazzi, la finestra in culo, no? Cioè no, nel Sì, senso, no, ok, no, sì. no, nel senso dietro. Ah, di là sì. Sul laterale. Sul laterale. Cioè perché no? Io smonto Che serve del cazzo di porro qua? Però effettivamente hanno ragione anche i ragazzi a dire del discorso solidità. E so che ti possono sembrare cazzatine, a parte la solidità, va bene, lo spessore, qua mi piace tantissimo il bordo arrotondato, ma guarda anche le cerniere, pure le cerniere vedi che sono di qualità, cioè sembra di no. Di qualità, di qualità. Ma di sì, qualità. sì, dai, cioè è in tutte le piccole cose, sì, esatto, che vedi la durabilità del camper, cioè devi vedere ogni singolo aspetto, ogni singolo componente. Sì. Fare però se uno vuole cava le mensole e fa. Ma io lo preferirei con le mensole interne piuttosto che le mensole interne. Però un signor garage, ragazzi, è anche troppo grandino. Sì, a parte che giustamente sopra c'è il letto, quindi non avrebbe senso farlo più piccolo. Però accidenti, un signor garage, non mi piace per nulla il pavimento, io avrei fatto tipo un qualcosa in alluminio per evitare gli strisci e tutto quanto. Non si vede comunque. Questa è una specie di cosa, tipo carta vetrata sembra, però lo sento, beh non so se tiene una moto come peso questo. Non è male sto cavolo. No, no, non è male, non è male. Magari qua c'è una bella finestra dietro, si può fare. Una finestra, esatto, la finestrella dietro ci stava. Bello, complimenti. Qua le sigillature le hanno date no da culo di più, ci abbiamo fatto meglio io e Michele. Porca miseria con le dita. E là dovrebbe essere lo sportello servizi, tipo i Challenger, sì. Dovresti avere anche l'acqua forse. È che hanno chiuso. Questo è il frigo. Sì, ha bellissima colorazione comunque, La cassettina ragazzi. è dall'altra parte, veramente. Vedi che Shingano aveva intuito bene. Eccolo! Oh, baby, you're